In Sardegna, nel momento in cui vogliamo fare un passo in avanti, e fortunatamente grazie a Dio non abbiamo avuto guerra per cose di questo genere, e questo passo avanti non siamo nemmeno chiamati a farlo, perché siamo stufi di pagare il dazio e la dogana e montagne di risorse economiche, di trasferimenti che ogni anno facciamo a Roma, perché non è così, perché è un po' più quello che ci danno di quello che noi diamo a Roma. Allora dobbiamo comprendere bene, prima di parlare di questi temi, che tipo di Sardegna abbiamo in mente e che tipo di consapevolezza abbiamo. Indipendenza, o comunque essere sovrano, avere la capacità di autogovernarsi e di decidere alla pari le proprie dipendenze, le proprie sovranità, le sovranità che si vogliono condividere con altri, la possibilità di decidere alla pari e di confrontarsi alla pari, significa anche la necessità di porsi alla pari e di porsi alla pari anche dal punto di vista economico, o meglio dire, e di porsi in maniera indipendente anche dal punto di vista economico. Certo. Cioè è difficile andare da qualcuno e dire: senti, io vi voglio indipendente da te, però tu continuami a mandare i soldi. Non è credibile e credo che non sia neanche giusto. Senti, io voglio essere lasciato più in pace e voglio comandare a casa mia, tu solo ricordati ogni 30 di quelli del mese, a fine mese, di mandarmi i soldi. Non sta in piedi. Allora, innanzitutto i conti, ce la facciamo a bastare a noi stessi? Sì. O meglio, prima domanda, i sardi di oggi sono talmente fieri, dignitosi, orgogliosi che non gliene frega nulla, vogliono essere più poveri ma padroni in casa nostra. Non ce ne freghiamo, non ci importa se ci arriva qualche soldo in meno, non importa se poi è comune arriva qualche soldo in meno, non importa se magari non avremo più nessuno a cui rivolgerci per cercare di coprire questo gap infrastrutturale. Basta, siamo stufi, ci pensiamo noi, nei prossimi anni, piano piano, ricostruiremo, anche rinunciando a qualcosa. È quello che tutti fanno quando diventano adulti, qualche volta abbandonano il tetto paterno, rinunciano a qualcosa, a volte la prima casa dove si fa ad abitare è meno comodo della casa dei genitori, magari con qualche agiatezza in meno, con una macchina più piccola e risparmiando. Però è una indipendenza che uno sceglie di agguantare e di vivere. È giusta. Potrebbe essere. Certo. Che la Sardegna sia pronta, così matura, a fare questa discussione. Bisogna andare a spiegare, oppure bisogna che tanta gente si faccia carico di intuire questa volontà nella Sardegna. Oppure, ed è certamente il caso attuale, Saracus. occorre dire: guardate, forse non siamo orgogliosi fino a questo punto, però bisogna che ci svegliamo, perché orgoglio o non orgoglio, i soldi comunque spetteranno di darci. Ecco, l'impressione che ho è che orgoglio o non orgoglio, le regioni del nord si organizzeranno in maniera tale che smetteranno di dare risorse al sud, e certamente non verrà più dalla generosità delle regioni del nord i grandi investimenti infrastrutturali, gli investimenti per coprire i gap che ancora vanno coperti nella dotazione, in alcune dotazioni nelle nostre regioni, oppure i grandi investimenti per fare qui le università di eccellenza, o per fare i centri di ricerca di eccellenza, oppure gli sforzi per convincere l'ENI ad aprire un altro stabilimento, oppure gli sforzi per migliorare comunque la qualità della nostra vita. Io credo che lassù ci sia qualcuno che pensa che viviamo fin troppo bene, che viviamo al di là dei nostri meriti, e che quindi, se per caso ci chiudono un pochino dei rubinetti, hanno ragione e lo possono fare. E allora, ci piaccia o non ci piaccia, poco o tanto l'orgoglio, io credo che siamo chiamati a delle responsabilità che non avevamo immaginato nel recente passato, ed è ora di prenderne pienamente coscienza e agire di conseguenza. Io credo che ne valga la pena, e anche senza troppa paura, perché è vero che probabilmente non bastiamo a noi stessi,
ancora. Però io credo che non siamo tanto lontani. E credo che questa differenza sia chiamata a ridursi, tenda a ridursi, sia perché qualcosa di più possiamo fare e della necessità possiamo fare più. Quindi da una parte cresciamo noi e tende a ridursi anche perché da una parte diminuisce la generosità della solidarietà regionale, della solidarietà nazionale. Sarà così. Termino, quindi non è impossibile pensare di potercela fare da noi. Si può. Non è possibile se poi teniamo conto di tante cose, se teniamo conto persino di diritti dell'autonomia che non abbiamo mai voluto esercitare fino in fondo, compreso il diritto della imposizione fiscale. Quanta parte della Sardegna si è scandalizzata per il fatto che abbiamo iniziato a chiedere €1 a qualcuno che si era impossessato, ha detto tutti i diritti civili, di beni ambientali limitati. Quanta gente si è scandalizzata perché non riusciva a vedere un pochino più in esteso della dimensione del proprio porto turistico. Dice, oddio, no, nel mio porto turistico ci sono meno barche e quindi non facciamo pagare le tasse persino agli yacht di 20 metri, se poi i nostri pullman invece pagano tranquillamente 600-700 euro per partecipare a Firenze. Da una parte c'è la necessità di guardare alla Sardegna e di guardare alla Sardegna domani, ma dall'altra c'è molta della Sardegna che guarda dentro i posti barca del proprio porto e da lì non si muove. In Sardegna mancano oltre 100.000 posti di lavoro. Sono i famosi 100.000 posti di lavoro che poco più di un anno fa Berlusconi prometteva e vedeva realizzabili concentrandoci sul giardinaggio e sullo sfruttamento delle piante vicine. Io credo che non verranno così facilmente e non verranno dalle piante officinali. Credo che molto verranno da una scuola migliore, da una capacità di acquisire un'istruzione maggiore, da una capacità maggiore di fare ricerca. Bene, non vedo lo Stato impegnato in questo, non lo vedo impegnato a darci una scuola migliore in questi ultimi anni, anzi lo vedo impegnato a licenziare 1000 persone. Io ho visto la Regione Sarda subito dare i nostri soldi per dare un palliativo ai precari. Licenziano il personale delle scuole, indeboliscono, per non usare altri termini, l'università, la ricerca, indeboliscono la possibilità dei nostri trasporti interni, indeboliscono persino si prendono beffe appunto con dell'utilizzo del nostro territorio, dei nostri beni, dai FAI, dalle servitù militari e così via. Insomma, quei 100.000 posti di lavoro io credo che non arriveranno grazie alla benigna attenzione del governo nazionale. Non credo che arriveranno dalla benevolenza del governo così come lo vediamo oggi e come lo vedremo nei prossimi anni, e soprattutto da questa impostazione culturale di cui ormai si è impossessata l'Italia. E quindi ci piaccia o no, dobbiamo fare dei passi avanti. La politica in Sardegna è preparata per questo? Forse. I partiti sono preparati per questa discussione? Per niente. I partiti sono impegnati in altre cose. E quindi credo che valga la pena che ci diamo una mano tutti assieme e che proviamo a smetterla di scherzare e a capire che cosa dobbiamo fare.